Amici, guardate che bella compagnia che abbiamo trovato oggi. La signora Luisa, Luca, Sofia la bimba e tu? Giulia. Giulia, guarda che bella famigliola allegra. Allora Luisa, però dobbiamo partire da te. Dimmi pure. Tu di dove abiti? Di che zona sei? Di Borgo Satollo. Borgo Satollo, sei nativa di Borgo Satollo? No, non sono nativa di Borgo Satollo. Di dove? Di Marsala, provincia di Trapani. Marsala, benissimo, bellissime località. Ci torni ogni tanto a Marsala? Assolutamente sì. Però devi tornare col dialetto imparato qui, eh? Come te la cavi col dialetto, Luisa? Abbastanza bene, dai. È vero che la mamma se la cava bene? Stava dormendo, l'abbiamo svegliato. Allora, proviamo a leggere, Luisa, dai. L'amour e la tos. Boh. L'amour e la tos. Non se i ved ma si conosce. L'amour e la tos. Non si ved ma si conosce. Forse è meglio dirlo in marsalino. Ciao. L'amore e la tosse non si vedono ma si conoscono. Proviamo a dirlo in siciliano. L'amore e la tusse non si vedono e non si conosce. Come in italiano. Le sorprese di centro anch'io. Tra pochissimo qui, grazie. Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati amici, quando tra non molto la nostra pinacoteca sarà nuovamente accessibile, se andrete nella sala 5 troverete Mosè e il roveto ardente, un'opera bellissima di Moretto, ve la raccontiamo. Ecco un affresco realizzato da Moretto su commissione del vescovo Mattia Ugoni per la sua casa, poi inglobata nel palazzo Martinengo di Piazza del Foro. La scena decorava il soffitto di uno studiolo insieme a 10 figure di profeti, anch'esse conservate in pinacoteca. Vediamo Mosè nelle vesti di pastore, fermo davanti a un roveto che miracolosamente prende fuoco senza essere consumato dalle fiamme. Sono diversi i significati attribuiti a quest'immagine, il rimando alla verginità di Maria rimasta intatta o alla Chiesa che brucia tra le fiamme delle persecuzioni senza distruggersi. La donna sul roveto potrebbe infatti essere identificata con la Chiesa e richiamare alle sofferenze legate al periodo dello scisma protestante. Vediamo chi conosce questo. L'amour e la tos non sei vet ma sei conos. Sono un po' preoccupati dalle nostre telecamere, ma secondo me farete un bel figurone. La signora? Giuliana. Giuliana. E? Beppe? Beppe e Giuliana. Di Brescia? Ah sì. Ah beh, allora caschiamo bene. Questo, chi legge? Giuliano Beppe. Questo qua, questo in alto. L'amour e la tos non sei vet ma sei conos. Prova a tradurlo. Beh, l'amore e la tosse non li vediamo, però li conosciamo, no? Allora, signor Giulio, lei come se la cava col dialetto bresciano? Abbastanza bene. Adesso la interroghiamo, eh. L'amour, provi a leggere qui, va. Ce la fa? Qui, l'amour. L'amour e la tos non sei Non sei vet. sei ved ma si conosce. L'amore e la tosse non si vedono ma si conoscono. Da Polaveno, proviamo a leggere questo. L'amore alla tua? Giustamente. Infatti non è i ved ma è i conosco. Capito? Oh, hey, vet. Forse non si vedono ma si conoscono. Sì, si conoscono? Ma lei, lei è ancora innamorato? Innamorato è una parolona. No, lo dica invece, sì. Dico sì, avete detto sì allora. La moglie la sente? Allora Beppe, l'amour e la tos, tanto il dialetto bergamasco e quello bresciano, insomma, no? Sono abbastanza similari. L'amour e la tos non sei vet ma sei conos. Beh, proviamo. L'amore e la tosse non si vedono ma si conoscono. Bravo. Bravo, bene, quindi lei come si fa a capire se è innamorato? Lei è ancora innamorato, vero? Certo, sicuramente. Cosa si capisce che è innamorato? Capisce? Ah, non glielo so dire, forse dalla tosse. Quanti anni di matrimonio? Di matrimonio 64, 63, non mi ricordo più. C'ha 92 anni mio marito, Cioè 92 anni più 62, 63 anni di matrimonio. Cioè uno dice manco ho perso il conto, sono talmente tanti. Ma che gioia, bravi. Col dialetto come ve la cavate? L'amour e la tos, non sei vet ma sei conos. L'amour, E la tos. tos, Non sei vet ma sei conos.
L'amour et la tosse ne se passe al vent, ma se conosce. Chiudiamo anche questa allora, l'amore e la tosse non si ved ma si conosce, abbastanza facile, l'amore e la tosse non si vedono ma si riconoscono, più facile riconoscere un colpo di tosse da una persona innamorata, però va bene così. Grazie amici, alla prossima!